Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Io anch'io, faccio una cosa che Silvia Sacchi non vorrebbe, cioè la ringrazio di aver organizzato questa edizione del Family Business Forum e la ringrazio di avermi invitato e di aver invitato anche altri colleghi universitari. Mi fa molto piacere quindi presentarvi i dati, come diceva Silvia, sulle imprese familiari del Veneto. Ora noi abbiamo un osservatorio che monitora tutte le imprese italiane con ricavi superiori a 20 milioni di euro. Queste imprese rappresentano circa il 50% del valore, diciamo, delle imprese sia venete che nazionali. E il primo dato che emerge, come vedete, è che il Veneto, la presenza delle imprese familiari, imprese a controllo familiare, non a gestione familiare, a controllo familiare, quindi dove la proprietà è una famiglia, che controlla l'impresa, sono circa 3/4 del totale di queste imprese, quindi dell'intera popolazione. Una percentuale, come vedete, ben superiore a quella nazionale, quindi si conferma che nel Veneto ci sono veramente tante imprese familiari. Se poi consideriamo anche questo dato, queste imprese familiari non sono poi neanche tutte piccole, nel senso che siamo abituati a pensare all'impresa familiare, l'associamo ad una dimensione piccola. Ora io in 30 anni ho provato un po' a sostenere insieme a tanti colleghi in Italia e nel mondo che l'impresa familiare non è caratterizzata da una dimensione. Qui ci sono dei gruppi che sono a controllo familiare, come vedete sono molto grandi, sono tutti gruppi sopra il miliardo. In Italia ce ne sono 104, 15 di questi stanno in Veneto, quindi anche questo è un elemento importante. Bene, detto questo, diciamo con un ultimo elemento, ma credo abbastanza conosciuto, e cioè che qui c'è il cuore della manifattura, no? Uno dei cuori importanti della manifattura del nostro paese, perché il 56% di queste imprese sono manifatturiere. Bene, a questo punto facciamo come ci siamo presentati all'inizio del 2022, quindi all'inizio di un periodo evidentemente complicato. Primo, le imprese sono andate molto bene nel 2021, come vedete, i tassi di ripresa della crescita sono molto importanti in Veneto e anche in Italia. Come vedete, se guardiamo 10 anni prima, le dimensioni delle imprese sono quasi raddoppiate sostanzialmente. Ma la cosa più interessante è questa, cioè la redditività delle imprese venete familiari, come vedete, si è attestata al 9,9% di ROI, di ritorno sugli investimenti, che è uno dei valori più alti di tutto il decennio. E insieme il valore invece di solidità di queste imprese è andato a valori, come vedete, più è basso il valore, essendo questo un rapporto tra la posizione finanziaria netta e il margine l'EBITDA, il margine operativo lordo. Di fatto abbiamo raggiunto, le imprese venete hanno raggiunto una solidità che non avevano mai avuto nei decennio 2010-2020. Quindi le imprese si sono presentate bene all'inizio del 2022. Ultimo elemento che vorrei aggiungere, guardando anche al futuro, le imprese venete hanno dimostrato in questi anni anche di essere più propense a fare acquisizioni, quindi vedete che il 20% delle imprese venete sopra i 50 milioni ha fatto almeno un'acquisizione, questa percentuale è più bassa in Italia. La stessa cosa riguarda gli investimenti diretti all'estero, dove vedete che una percentuale più alta di imprese rispetto alle imprese italiane venete ha fatto almeno un investimento diretto all'estero. Ora, perché le acquisizioni e gli investimenti diretti all'estero sono importanti? Sono importanti perché sono il segno di voler, come dire, continuare una crescita dimensionale anche con discontinuità. E io qui faccio una sola citazione, cito un'intervista al Cavalier del Vecchio del 27 dicembre del 2021 e in questa intervista lui rispondeva a una domanda della giornalista: piccolo e bello non è solamente falso, ma diffonde una tranquillità illusoria che frena ogni urgenza di cambiamento. Ecco, pensare che la dimensione deve in qualche modo sollecitare un'urgenza di cambiamento credo che sia un cambiamento radicale di pensiero, almeno nel nostro paese. Faccio una piccola osservazione. Se noi andiamo a vedere le aziende familiari che hanno fatto più acquisizioni e più investimenti diretti all'estero, scopriamo una cosa, credo adesso ovvia perché l'osservatorio è qualche anno che lo dimostra. Se i consigli di amministrazione sono aperti anche a persone non familiari, come vedete la percentuale di imprese che hanno fatto acquisizioni e investimenti diretti all'estero cresce. Quindi rispetto a una situazione in cui il CDA dell'impresa sia tutto al 100% familiare, se i consigli si aprono a maggioranza familiare oppure addirittura a maggioranza non familiare, la percentuale di imprese che fanno acquisizioni e investimenti diretti all'estero cresce.
Ora, perché il tema della governance, che è l'ultima parte, la seconda parte del mio intervento, diciamo, è così importante nelle imprese familiari? Il tema della governance è così importante perché alla fine la famiglia dove esprime, diciamo, il suo impegno nell'azienda? La esprime a livello proprietario, ovviamente, la esprime a livello di lavoro, quindi di persone che magari lavorano nell'azienda, ma la esprime anche a livello di governance. In realtà la governance è il punto di contatto fra la famiglia proprietaria e l'azienda. Allora è molto importante indagare questa governance. Allora, se sotto il profilo dei risultati mi pare che si possa dire che il sistema ha dato ottimi risultati in questi 10 anni, e ora ovviamente in questo convegno parleremo, in questo forum parleremo chiaramente anche di che cosa, diciamo, ci aspetta. Sappiamo benissimo le situazioni come sono cambiate, diciamo, dall'inizio di quest'anno, diciamo dal giugno di quest'anno ad oggi. Però presentarsi in forma, diciamo, ovviamente è un parametro importante. Se guardiamo invece alla governance c'è qualche elemento di riflessione. Primo elemento di riflessione, noi siamo abituati a dire, qui so che, diciamo, magari ci sono alcuni fautori del modello dell'amministratore unico, noi siamo abituati a dire che il modello dell'amministratore unico è un modello un po' rischioso, no, per le imprese, perché, voglio dire, non ha paracaduti un modello dell'amministratore unico. Allora è interessante notare che in Veneto gli amministratori unici è un modello molto meno diffuso che in Italia, quindi la governance delle imprese familiari venete, diciamo, sembra come dire, non voglio usare la parola moderna perché non voglio che nessuno si offenda, no, però diciamo sembra così avere dei tratti di evoluzione maggiore. Ma il dato che credo sia molto importante guardare è l'ultimo a destra, la leadership collegiale, cioè se noi andiamo a vedere in quante aziende ci sono almeno 2 persone che hanno poteri da amministratore delegato, in Veneto sono circa il 50%. Quindi non a caso una delle sessioni che faremo in questi 2 giorni riguarda proprio il tema di come si lavora bene insieme al vertice di un'impresa. Da dove nasce questo modello di leadership collegiale potremmo parlarne a lungo, ma voglio dire, non ho ovviamente il tempo. Se guardiamo a qualche dato invece un pochino più delicato, io primo dato che propongo è questo, mi pare che un po' il Presidente Carraro l'ha già detto e Silvia Sacchi lo sottolineava, però questi dati almeno a me hanno colpito. Se diciamo nella leadership collegiale noi prendiamo la persona più anziana, voi vedete che la percentuale di persone che erano leader, diciamo nel 2010, che avevano meno di 50 anni erano il 27% delle imprese. Oggi sono il 10%. Ora, questo è un dato preoccupante, insomma, ci sono cose forse che ci si può preoccupare di più, però questo è un dato abbastanza preoccupante, no? Guardando al futuro è un dato su cui noi dobbiamo invertire questa tendenza, no? E diciamo un secondo elemento su cui dobbiamo riflettere è un pochino il fatto dell'apertura verso i leader non familiari. Io sono assolutamente convinto che nelle imprese familiari ci sono molti leader familiari assolutamente capaci di guidare l'azienda e lo dimostrano tutte le situazioni che conosciamo, ma provare a vedere che in qualche modo, come notate, un'apertura maggiore anche a manager non familiari, tema che tratteremo anche questo durante questi 2 giorni, comincia ad aumentare. Diciamo che lo stesso tema dell'apertura la vediamo anche nei confronti dei consigli di amministrazione, dove anche qui c'è una maggiore apertura dei consigli a persone non familiari, anche questo credo che sia un elemento che va guardato con interesse, anche perché come ricorderete questo è collegato poi ad alcune politiche di crescita che prima citavo. Non abbiamo invece una modifica significativa, diciamo, della presenza del genere femminile all'interno dei consigli di amministrazione. Quindi qua noi notiamo che più o meno la percentuale di CDA, dove il 100% sono uomini, sostanzialmente è rimasta più o meno uguale tra il 2010 e il 2020. Ora noi conosciamo invece che a livello di società quotate, ovviamente anche per un intervento legislativo, c'è stato un fortissimo incremento invece della presenza delle donne che bisogna dire nelle società quotate erano molto meno presenti. Però questo è un altro dato che credo possa meritare qualche riflessione che poi verrà fatta da diverse persone, uomini e donne, durante questi 2 giorni. Chiudo con un ultimo esempio relativamente proprio a questo tema dei giovani, no? Prima abbiamo parlato di leader, quindi l'essere un leader, l'amministratore delegato, il presidente esecutivo. Ora parliamo più generalmente dell'essere in consiglio di amministrazione, no? Allora, se voi notate, questo invece è un dato
che si associa molto bene a quell'altro purtroppo, cioè nel 2010 nel 56% delle imprese nessun consigliere aveva meno di 40 anni, scusate, nel 2010 nel 56% delle imprese non avevamo nessun consigliere che avesse almeno 40 anni, meno di 40 anni, nel 2020 siamo andati al 73%, cioè nel 73% delle imprese venete considerate da noi, che sono la popolazione delle imprese familiari sopra i 20 milioni, diciamo non c'è neanche un consigliere giovane. Ecco, su questo, giovane, poi 40 anni non so se lo riteniamo un'età, però giovane insomma direi di sì, questo è un elemento sul quale credo che qualche riflessione debba essere fatta. Questo era quello che diciamo vi volevo dire per introdurvi a questi nostri 2 giorni, quindi presentando un po' una buona situazione, direi un'ottima situazione dal punto di vista delle performance all'inizio di quest'anno, qualche elemento di governance di riflessione. Ora, venendo invece a che cosa abbiamo chiesto a 4 imprenditori e imprenditrici venete, con riferimento a quelle che sarebbero le istanze nei confronti di un futuro governo, io chiederei di mandare il video che è stato costruito con le loro interviste. Grazie. Questo è un periodo difficile perché abbiamo alcune tensioni, soprattutto legate all'energia elettrica e ai grossi costi delle materie prime. Devo dire che per fortuna Irinox non è un'azienda di quelle energivore, quindi in qualche modo riusciamo a far fronte ai maggiori costi dell'energia. Sicuramente se guardiamo alle condizioni del Paese e all'industria, quello che noi ci auspichiamo è che questo nuovo governo consideri l'industria come uno degli asset strategici del Paese. Non c'è un grande Paese senza una grande industria e se guardiamo alle necessità che abbiamo, diciamo che oggi sicuramente dobbiamo guardare ai temi della sostenibilità, soprattutto la sostenibilità economica e la sostenibilità sociale. Nel nostro Paese sono 20 anni che non aumenta la produttività e questo spiega perché purtroppo non aumentano anche i salari e sono 10 anni che il PIL pro capite è fermo. Quindi l'impresa, l'industria fa la sua parte, ma certo servono delle politiche industriali forti, decise, che guardino al medio e al lungo termine. Sicuramente il nuovo governo dovrà fare un gran lavoro e non sarà facile e quindi io chiederei al governo che affronti rapidamente il tema dell'energia, anche se è banale dirlo, ma lo vediamo tutti i giorni, insomma, ci sta creando delle difficoltà non indifferenti di competitività, di tranquillità del mercato che non c'è più e poi anche il tema soprattutto del cuneo fiscale, perché quando un'azienda fa degli sforzi anche per premiare i propri dipendenti e dare un premio, anche una tantum che sia, vedere che lo sforzo che fa l'azienda alla fine l'effetto sulle tasche della persona che riceve questo premio è molto limitato, quindi va sotto il 50%, vuol dire che stiamo facendo degli sforzi che non vanno nella direzione giusta. Diciamo che in Europa sono mancate in questi anni delle visioni strategiche in diversi ambiti, dal mondo farmaceutico, l'abbiamo visto nel momento del Covid, al mondo dell'energy e del gas in questi giorni, ai temi legati all'immigrazione, quindi la mancanza di manodopera ma anche di competenze tecniche per lo sviluppo, parliamo di ingegneri, parliamo di ricercatori, parliamo di infermieri, di dottori, cioè, più si spazia e più si sente la necessità di essere supportati, quindi la necessità anche, visto che stiamo andando incontro verso una demografia negativa e un invecchiamento da parte nostra, quindi mi aspetterei che i governi o i prossimi governi comincino a tenere in considerazione anche delle visioni più di lungo termine, non solo di breve termine.
Che cosa chiedono gli industriali a questo nuovo governo? Ma sostanzialmente che cosa chiedono le persone di buon senso a questo governo? Noi chiediamo un governo operativo, stabile, un governo è politico, quindi da questo punto di vista è un governo che può immediatamente prendere delle decisioni. Abbiamo un caro energia che ci sta che sta veramente mettendoci in ginocchio. Moltissime aziende stanno chiudendo proprio perché non riescono a far fronte, però non dobbiamo dimenticare il cammino che ha fatto Draghi, quindi col PNRR, e quindi dobbiamo assolutamente, io faccio parte dell'Advisory Board di Confindustria Veneto e proprio con la delega alla cultura e all'inclusione sociale, e quindi ci sono tanti progetti avviati che dobbiamo assolutamente portare a termine. Ci sono brave persone che possono e devono assolutamente portare a termine i progetti. Non dobbiamo dimenticare l'Alleanza Atlantica e l'Europa, perché l'Italia è un grande paese che deve però fare squadra con il resto d'Europa, e questo è un passaggio assolutamente importante. Quindi da subito un governo operativo che ci possa sostenere in tutte quelle scelte che l'imprenditore oggi è costretto a fare dopo 2 anni di pandemia e una guerra che ci ha veramente messo in ginocchio tutti.